Il tema del passaggio generazionale e delle capacità dei territori di trattenere i giovani è stato al centro dell'incontro Generazioni in Connessione, gestire il cambiamento tra sfide ed opportunità, svoltosi martedì 7 aprile presso l'azienda Tecnoclimap SNC, promosso dal CNA Padova Rovigo. Partiamo da un dato: in provincia di Padova e in provincia di Rovigo le imprese artigiane sono diminuite negli ultimi 15 anni di tassi veramente importanti, si parla del 20% e del 30%, è un trend nazionale. Allora qui la questione da affrontare è la questione vera è la continuità di impresa, non è appunto l'idea di dover riuscire a garantire per queste imprese una forma di continuità, qualsiasi sia la forma, insomma, che non è solo passaggio generazionale, che è una delle forme, forse la più naturale, ma che possono esserci altre forme. In questo si mescolano ovviamente molte questioni e ci saranno molte domande che ci porremo, perché ad esempio i giovani non vogliono più fare impresa, perché hanno delle alternative ovviamente, perché fare impresa oggi è forse più complicato e più difficile. E quindi tutto questo ci ricorda come non è più solamente una questione privata, cioè dell'imprenditore che deve trovare un modo per far continuare l'impresa, ma è una questione che riguarda l'intero sistema economico. Quando chiude un'impresa si perdono competenze, si perdono capacità, si perde know-how e questo è un problema per l'intero tessuto economico. La Regione del Veneto è orgogliosa di partecipare a questa iniziativa promossa da CNA, in particolare da Emanuela, e ringraziamo anche l'azienda Tecnoclimap che oggi ci ospita per parlare di un tema cruciale per il tessuto produttivo del Veneto, che è quello legato al cambio generazionale. Questo sappiamo essere una delle tante sfide che siamo chiamati come istituzioni ad affrontare insieme alle nostre imprese, insieme al nostro tessuto produttivo, e questa sera sarà l'occasione proprio per non solo fare un doveroso approfondimento, ma anche per spiegare quali strumenti la Regione del Veneto intende mettere in campo.